Va ora in onda la rassegna stampa. Sembra incredibile, siamo già arrivati a venerdì, signori. Buongiorno, buongiorno, 4/4/2025, 4 aprile. Oh, è già aprile, pazzesco sta cosa. Aprile dolce dormire. Sveglia, 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 giù dalle brande. Buon mattino da Sammy Varino, Radio Libertà, come state? Come state? Buongiorno anche da Simone, sveglio più che mai, lo attende un weekend, mi ha detto va di qua, gioca di là, e poi la tromba amica, insomma c'è veramente di tutto. Guarda, sei fortunato. Noi invece, noi abbiamo un congresso, quindi vedi che sono già tutto vestito bene, giacca, cravatta. Cazzo dici, quanto descamisato, con i peli fuori dalla camicia, signori. Aspetta che mi chiudo, facciamo eccitare le nostre ascoltatrici a quest'ora. Il weekend di Lega, scusami, c'è il congresso. Domani alle 14 parte il congresso della Lega a Firenze, Fortezza da Basso, diretta su Radio Libertà. La mattina ce n'è nessuno, il pomeriggio dalle 14 ci sarà Pierluigi Pellegrin, domenica mattina wow ci sono io a partire dalle ore 9 a commentare con voi, a trasmettere, a commentare il congresso della Lega. Domenica pomeriggio arriva Antonino Danna. Insomma, le nostre presenze alleggeranno sul congresso della Lega, chiaramente col nostro direttore Sallusti che sarà direttamente sul posto e quindi commenterà anche lui ciò che accade alla Lega. Formerà la Lega, perché anche oggi su gran parte dei giornali ci sono tanti articoli su quella che potrebbe diventare la Lega da lunedì. Chiaramente, signori, noi siamo qua. Tu dici, cosa fai Sammy Varin stamattina? Me lo chiedo ogni volta. Che sono qui a fare? Una rassegna stampa. Non hai studiato, Sammy Varin. Devi fare la rassegna stampa. Sei in diretta nazionale in tutta Italia ogni mattina dalle 7:30 alle 9:30, poi ancora dalle 11 a mezzogiorno. Oggi non vorrei dare, ma è venerdì e c'è anche musica indipendente a mezzogiorno. Ma guarda un po'. E a mezzogiorno avremo una bravissima artista che si chiama Cherilli, che assomiglia moltissimo come modo di cantare a Gerardina Trovato, mi piace troppo, che ci farà sentire il suo ultimo album. Ma alle 12:30 arriverà anche il ballerino della febbre del sabato sera, Lele Di Nero, che ci racconterà del suo ultimo spettacolo e, se fate i bravi, ci porta anche Miss Radio Libertà, quella che abbiamo eletto nel suo ultimo grande evento. Non lo so, se fate i bravi, dipende. Se mi inviate tanti WhatsApp questa mattina al 340-6709-659 facendomi complimenti, come bello Sammy Varin, come bravo Sammy Varin, è un bel Sammy Varin, potremmo... La verità è che sono disperato, mi devo confessare, faccio finta che siate tanti preti, no? Sono veramente disperato, perché fare la rassegna stampa con le notizie che ci sono oggi, ragazzi miei, ci sono solo guerre dei dazi, ma ci stiamo dimenticando che siamo anche in guerra, cioè siamo in un'economia di guerra da anni, adesso c'è anche la guerra dei dazi. Penso che è come la raccolta delle figurine, cielo, non ci manca più niente, abbiamo l'album completo, lo possiamo anche regalare, rivendere. Portate pazienza, sono sempre quei momenti di transizione. Io sto cercando sempre, la nostra astrologa non mi risponde più al telefono, questa se n'è andata via su qualche pianeta, me l'ha detto ridendo e scherzando, ha detto Sammy, dobbiamo aspettare che cada sto polverone. Il problema è che quando la polvere sembra che stia cadendo, esplode qualcos'altro e la rimanda di nuovo per aria. Quindi portate pazienza, cari ascoltatori, perché secondo Italia Oggi, te lo faccio vedere, eccolo qua, i controdazi UE arriveranno tra un mese.
Ma non erano due, dai, oh, fretta, 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 gli hanno messo il pepe in culo agli amici europei, ragazzi, sono lì che lavorano giorno e notte, poverini, chiederanno un aumento? La risposta di Bruxelles, scrive oggi Italia Oggi in apertura di pagina, sarà al Consiglio europeo del 9 aprile, ma entrerà in vigore il 15 maggio, quindi già il 9 di aprile noi sapremo come risponderemo ai dazi di Trump. C'è quindi un mese per negoziare la revisione delle decisioni americane, ok? Quindi alla fin fine deve finire così per forza, anche se abbiamo capito che i nostri prodotti, noi per fortuna siamo in Italia, ragazzi. Tu pensa se eravamo da altre parti, pensa eravamo in Vietnam o Cambogia, tu eri lì, al posto che fare regia, eri lì a fare la scarpetta, no? Non la scarpetta nel senso maniare, costruire la scarpetta. Io la provavo, vedere se siamo in Italia, le eccellenze italiane tirano in tutto il mondo, per cui abbiamo questa certezza, che speriamo lo sia davvero, che i nostri prodotti vengono acquistati lo stesso, anche se costeranno di più. Una fascia medio-alta continuerà a comprare il nostro parmigiano reggiano, i nostri vini, parte Vinitaly in queste ore, quindi sarà un po' anche una prova del 9, capire cosa diranno gli ospiti che arriveranno da tutto il mondo. Chiaramente la fascia medio-alta continuerà a comprarci nonostante i dazi, e gli altri continueranno a mangiare schifezze in America, si compreranno il parmesan come fanno tuttora. Potrebbe cambiare poco? Sì, su questo fronte forse, ma sugli altri. Intanto a Washington resta un mese di tempo per dar spazio al negoziato e fare retromarcia sui nuovi dazi aggiuntivi ordinati da Donald Trump. Il 9 aprile gli stati UE dovranno votare sui controdazi messi a punto dalla Commissione europea. In caso di via libera a maggioranza qualificata, le prime contromisure scatteranno il 15 aprile e torneranno in vigore i dazi su acciaio e alluminio, oggi sospesi. Questa è l'apertura del quotidiano Italia Oggi. Chiaramente c'è apprensione anche locale, e in molti quotidiani locali ognuno è preoccupato per le eccellenze del proprio territorio e giustamente si cominciano a fare i calcoli. Ma partiamo dai giornaloni. Dazi primo effetto, borse a picco. Il Corriere. I dazi travolgono le borse. La Repubblica. I dazi bruciano 2.500 miliardi. La Stampa. Meloni boccia i dazi, ma niente panico, il resto del Carlino. E questa è una frase importante, perché a differenza della von der Leyen, che adesso succederà di tutto, la catastrofe, però milioni di cittadini in pericolo, la Meloni cosa dice? Ma niente panico, ed è vero, cioè adesso si ha paura soprattutto che ci venga proprio la roba mentale, no? Quel tarlo che dice, oh mamma mia i dazi, oh mamma, calma, Simo, non succede niente, tanto comunque siamo abituati, stavo dicendo volgarmente, siamo nella merda fino al collo, è da sempre che ci nuotiamo, e abbiamo imparato a nuotarci, ok? Ogni tanto andiamo sotto per un attimo, ma poi torniamo su. State tranquilli, ce la facciamo anche questa volta. Il Fatto Quotidiano, dazi, cosa vuole Trump e che deve fare l'Europa? Aspetta che te lo apro. Vendette dannose, crollano le borse, in USA inflazione su, Brancaccio, serve la politica, bisogna trattare, non fare ritorsioni autogol. Vedete, la pensano come Salvini, esattamente. E chiaramente i vostri messaggi devono servire anche a questo. Sappiamo che la nostra radio è per fortuna ascoltata da molta politica, e potete dare i vostri consigli alla politica. Inviate un messaggio al 340 67 09 659 che io lo inoltro alla Meloni, a Salvini, no, a Tajani no, non ce l'ho il suo numero, chissà come mai non ho il numero di Tajani, sta cosa qua, come fai? A volte vorrei che scrivegli cosa, tu dici, ma no, ma per dire che ce li abbiamo tutti, non mi manca quello di Tajani,
vado avanti. Il Messaggero, dazi affonda Wall Street. Anche questa cosettina, ragazzi, fa un po' ridere, anche se Trump giustamente l'ha detto, ci vorrà del tempo, American first, eccetera, aspetta un attimo, cioè stanno andando da schifo tutte le borse, cadute giù tutte le borse, comprese quelle americane, il Nasdaq, eccetera, cosettine da niente. E in questo momento tutti lo stanno guardando come per dire, adesso che cazzo succede? E la cosa più incredibile, perdonami, è che Biden, ma è ancora vivo Biden? C'è? Cioè, c'è, ultimamente non è che ci fosse proprio, però per dire, ma qualcuno intorno, nessuno dice più niente. Cioè, ma sono rimasti tutti, gli è venuto un colpetto a tutto, ma boh. Vabbè, la verità, sanno solo urlare, mamma li dazi, è vero, guardali lì, troppa isteria, rispondere occhio per occhio, ci costerebbe carissimo, ci costerebbe un occhio, ci vuole calma, altro che la vendetta della von der Leyen, bravi, vedete la Meloni, ma non succede, non è mica la morte, dai, andrai a giocare a tennis anche quest'oggi, uscirai con la tromba amica, ma certo, farai tutto ciò che vorrai, assolutamente, mamma li dazi e lasciali fare. E poiché le esportazioni non sono tutte uguali, pure la reazione collettiva è stupida. Fa comodo alla Germania, che non si è fatta scrupolo di lucrare sul suo surplus ai nostri danni, perché dovremmo aiutarla. E sta cosa che... Allora, già non ci stavano simpaticissimi i tedeschi, Io se devo scegliere tra tedeschi e francesi, guarda, cioè già il modo di parlare, già un attimino che... I francesi sì, sono delle merdachine così, però vabbè, insomma, io non lo so, ditemi un po' voi, meglio tedeschi o francesi? Magari i tedeschi con loro surplus praticamente hanno vissuto alle nostre spalle e alle spalle degli americani, in questo Trump ha ragione, per decenni. Adesso si mettono pure a fare carri armati perché lo chiede l'Europa e noi glieli paghiamo pure. La Meloni dice non è la catastrofe, parleremo con i partner ma le scelte possono essere diverse. Gnam, 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 gnam. Oggi ne parla anche la Lega su questa cosa, è quello che la Lega dice da qualche settimana. Le scelte possono essere diverse. Aspetta che suona il telefono un attimo. Vicepresidente, c'è il vicepresidente Meloni, ci parli tu, te lo passo. Speriamo, assolutamente. Siamo sempre sul quotidiano La Verità, visto che ci sono e so che il vostro quotidiano preferito, ci rimango. Testo poco aperto a gay e donne, il sinodo CEI cede all'assemblea. Clamorosa bocciatura della sintesi dei lavori. I vescovi la riscriveranno in salsa più woke, così come fa l'Emilia Romagna. Documenti con lo schwa e soldi per il turismo LGBT. Frattura al sinodo CEI, questa è la verità. La base, composta per oltre la metà da laici, boccia il testo ritenuto poco inclusivo verso donne e gay, malgrado contenesse l'intenzione di favorire l'integrazione di coppie non sposate e omosessuali. L'assemblea episcopale slitta così a ottobre, ma il cardinale Zuppi minimizza, camminiamo insieme, ci fa bene, mentre Monsignor Castellucci loda la democrazia dell'Assise, contrapponendola alle odierne tendenze sovraniste. Nel frattempo, la regione Emilia-Romagna, che tartassa i cittadini con la scusa delle casse vuote, ha appena disposto un finanziamento di 140.000 euro per un progetto dedicato al turismo LGBTQ+. Turismo LGBTQ+. I dipendenti regionali sono inoltre stati istruiti su come comunicare in modo inclusivo, cioè storpiando l'italiano e mettendo i famosi asterischi. Certo, sentire queste cose di prima mattina, ragazzi, lo so, è quasi meglio andare su Radio Popolare, Radio 24, o girate su Radio Italia, vi sentite le solite 10 canzonette, siete contenti. Io vi capisco, d'altronde bisogna dirle queste cose, e le diciamo solo noi.
Perché sugli altri canali, scrivetemi pure al 340 6709 659, queste prime pagine non le leggono mica, non le leggono, vi leggono tutto il Corriere, dall'inizio alla fine, lo recitano a memoria e poi alla fine anche voi lo recitate, no? Come fosse un'omelia. Io invece vado sul Giornale. Trump, falsa partenza. Libero. Meloni frena Ursula in company. No a dazi e controdazi. Controdazi, che ci viene sempre da dire la parolaccia, invece controdazi. Il tempo bella, bella la copertina del Tempo. La trampesta perfetta, tempesta, trampesta perfetta. Bufera dopo l'annuncio sui dazi, borse a picco, bruciati 2.000 miliardi, dal vino all'olio fino ai farmaci, ecco chi pagherà davvero il conto. Il piano Italia e la mossa di Meloni non è la catastrofe che raccontano e l'Europa riveda il patto di stabilità. Tajani all'Unione Europea, 30 prodotti da tutelare. E naturalmente la copertina c'è questa foto della tempesta, un salvagentone con dentro la Meloni, ahimè con la von der Leyen, e dall'altra parte c'è Trump col ditino a monitore. Licia Ronzulli, sinistra contro l'Italia, per vedere naufragare maggioranza e governo farebbe fallire il paese. Sinistre contro l'Italia, pur di far naufragare il governo, sono disposte a vedere fallire il paese. Parola di Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia. Donald e i dazi sui gufi, editoriale di Tommaso Cerno. Nel paese della rissa continua non avevo dubbi che ci sarebbe stata la corsa alla rosicata e mentre il governo Meloni affronta il delicato passaggio dei dazi politici imposti dall'America al mondo per far vedere i muscoli, un pezzo della sinistra sotto sotto gode, come se la scelta degli USA fosse una vittoria di chi sta all'opposizione qui da noi. Se Trump avesse tempo di seguire il nostro dibattito politico, il problema delle tariffe sarebbe risolto, potrebbe levare tutti i dazi sull'agroalimentare e sull'acciaio e mettere un piccolo dazio sui gufi. Riempirebbe l'America di miliardi di dollari. Ma il vero controsenso di questa sinistra rosicona non è solo questo. Mentre Donald avverte il mondo che la globalizzazione è finita, proprio quelli che facevano il no global, mettendo a ferro e fuoco l'Italia e l'Europa, oggi che quella mutazione viene dai repubblicani americani, non la riconoscono più. Loro che potrebbero dirci quale mondo avevano progettato, sembrano schierarsi dalla parte del grande capitale che in questi 20 anni ha indebitato le famiglie e la gente normale regalando miliardi di dollari a pochi grandi della terra. I no global, ve li ricordate? Dovrebbero essere contenti e invece puntini puntini. Siamo sempre sul quotidiano Il Tempo. Domani Lega a Congresso. Islam, sicurezza e lavoro. Salvini indica la linea. Durigon, adeguare stipendi all'inflazione. Sono molto emozionato perché sarà il mio primo congresso con Salvini Premier. Vedo un bel clima. Alla vigilia del congresso della Lega a Firenze, Il Tempo ha intervistato il vice segretario federale del Carroccio, Claudio Durigon. E poi naturalmente leggiamo quelli che sono gli articoli dai vari giornaloni riguardo il congresso della Lega che parte domani sabato alle ore 14. Chiaramente, se siete leghisti celoduristi, se avete semplicemente la tessera di militante, beh, che cavolo, è sperabile se siete celoduristi, ma se siete anche semplici simpatizzanti, vi fate la tesserina da 20 euro, entrate al bellissimo congresso di Firenze, in un posto fantastico, la Fortezza d'Avasso, e passate un tempo con la storia. Sabato a partire dalle 14, domenica a partire dalle ore 9. Chi non ci può andare, il bello di avere una radio che si chiama Radio Libertà e sopra di noi c'è l'ufficio di Matteo Salvini, vi devo dire tutto, saremo in diretta a partire dalle ore 14 di domani sabato fino a domenica sera. Di qui non si scappa. Dove vado? Dove vado? Dove vado? Richiedetemi il vostro giornale preferito, 340 6709 659, libero giustamente, libero. Ci sono? Ci vado, ok.
Dicevamo no a dazi e contro dazi. Meloni frena Ursula in company, l'Unione Europea si prepara alla guerra doganale, il Premier avvisa Trump sbaglia ma rispondere alzando altre barriere rischia di danneggiare più di noi. Apriamo un confronto con gli Stati Uniti. L'editoriale di Mario Secchi: l'America non è il nuovo mondo, è un altro mondo. Trump fa Trump, ma l'Europa cosa fa? Senza offesa per le oche e gli asini, a Bruxelles starnazzano e ragliano. L'Italia non segue questo corretto sgangherato. Giorgia Meloni ieri ha dimostrato ancora una volta di avere una linea politica realista. Ha ribadito che i dazi sono sbagliati, ma ha respinto l'avantipopolo delle cancellerie europee che vogliono rispondere a Trump con i controdazi. Una manovra tafaziana. La nostra economia trasformatrice e esportatrice ne uscirebbe a pezzi, gabellata 2 volte, prima da Washington e poi da Bruxelles. Geniale. La nostra dipendenza dall'export in America è alta, ma i nostri prodotti non sono così facilmente sostituibili. Molti sono presenti nella filiera strategica americana, dunque per negoziare con la Casa Bianca dobbiamo partire da questo vantaggio competitivo, la qualità del Made in Italy e la sua infungibilità, che si estende anche a prodotti di largo consumo. Pensate all'alimentare. I prodotti strategici italiani rappresentano più di 1/5 del totale del nostro export negli Stati Uniti, 17 miliardi di euro nel 2023. La farmaceutica è un esempio che vale per molti altri. Sono prodotti che per l'America hanno un impatto sul concetto di sicurezza nazionale. Quindi tiriamocela anche un pochettino, o no? Dai. Lasciamo il quotidiano Libero, certamente, ci ritufferemo poi all'interno. Avvenire, titolo diverso, sinodo permanente, il titolo principale in taglio alto. Perché? Perché si parla di assemblea sinodale che sarà riconvocata, slitta da maggio a novembre anche la riunione dei vescovi. Serve più tempo per dare forza al cambiamento. Tu dici per dare forza a gay, lesbiche, transessuali, che li ritroviamo tutti nell'oratorio, poi fanno le cose strane ai nostri figli. Oh, non offendere Sammy Varin, si scherza. Il documento finale verrà riscritto e posto in votazione il 25 ottobre. Zuppi è il segno del dinamismo di una chiesa viva. Mercati e analisti in fibrillazione. Gli USA rischiano la recessione, la guerra dei dazi. E poi la Meloni che invita alla calma dicendo non è una catastrofe. Dopo una giornata nel bunker di Palazzo Chigi, a seguito di consultazioni permanenti con la sua squadra di governo, Meloni sceglie il TG della sera per lanciare il suo messaggio al paese. I dazi non sono la catastrofe che alcuni raccontano. Continueremo a esportare negli Stati Uniti, e frena anche sulle risposte che l'Unione Europea sta preparando. I dazi vanno rimossi, non moltiplicati. Anzi, a suo parere, le mosse di Trump dovrebbero spingere Bruxelles a stoppare il Green Deal e rivedere il patto di stabilità. Una scelta che riavvicina la Premier alla Lega e lascia fredda Forza Italia, che invece continua a lavorare su quella risposta europea invocata anche da Mattarella. Anche nelle istituzioni comunitarie, in ogni caso, la voglia di replicare a muso duro è contemperata dalla volontà di evitare escalation. Intanto i comparti produttivi si preparano al nuovo scenario, mezzo sospiro di sollievo per il farmaceutico, mentre l'automobile aspetta le mosse della Germania. Così il giornale dei vescovi. Avvenire. Dove vado? Sto davanti a tutte queste cose, non so da che parte. Io vi parlo dal Corriere, dai. 2 giri veloci sul Corriere. Siorri, Meloni, errore ma non una catastrofe. Bisogna rivedere il patto di stabilità. Siamo a pagina 8 del Corriere. La risposta: dazi da rimuovere, non da moltiplicare, e potrebbe andare negli USA prima di Pasqua. Il rischio: non sono convinta che sia meglio rispondere con dazi ad altri dazi, perché l'impatto potrebbe essere maggiore sulla nostra economia rispetto a quanto accade fuori. I limiti: ci sono anche tanti dazi che l'Unione Europea si è autoimposta, il Green Deal ideologico, il tema dell'energia e la semplificazione, perché siamo soffocati dalle regole. Gli altri paesi: il ruolo dell'Italia è tutelare i nostri interessi. Queste sono le proposte che porteremo in Europa, ed è
possibile che non siano perfettamente sovrapponibili con quelle dei nostri partner. Una Meloni molto leghista e questo ci piace. Le opposizioni accusano lei inerte. Schlein ha fatto arrivare l'Italia impreparata. Conte ha sbagliato a lasciare la via della seta. Giro pagina, eccoli qua i formaggi italiani già penalizzati nel 2019, ora il dazio sul pecorino. Anche il parmigiano reggiano per l'America è il 22,5%, con le nuove tariffe il prezzo sale a $59. Olio a tavola, le abitudini degli statunitensi potrebbero cambiare, i prodotti made in Italy più colpiti, paginone gigantesco a pagina 11 del quotidiano Il Corriere. E allora troviamo al numero 1, forse il made in Italy più colpito, potrebbe essere la pasta con il più 50%, al numero 2 l'olio d'oliva 46%, mentre il formaggio al 38%, 37% per le salse, il vino un dazio del 33%, pizza 31%, paste dolci 23%, carne affettati 19%, insomma certamente sarebbero dazi, però ribadiamo il concetto: chi ha comprato finora italiano come brand e come aiutatemi voi, non mi viene la parola, cioè siamo un esempio di tradizione e modernità nello stesso tempo, siamo un esempio di quell'Italia che si racconta agli americani, l'Italia fatta da cascine, dal contadino che ti invita a bere il suo vino giù in cantina, capisci? Quelle robe che in America non esistono più, per cui l'Italia viene ancora cercata per queste cose da chi chiaramente ha qualche euro da spendere. Gli altri li vedi tutti bruti e ciccioni che mangiano le schifezze di McDonald's e andranno avanti a mangiare quelle. Questa è la mia speranza. Pelati, chi ce l'ha con i pelati? Chi ce l'ha con i pelati? Pelati e passate, il 15% di export negli USA e la tassa cresce al 32%. Il vino e gli alcolici, 450.000 lavoratori, l'impatto sulle scorte, ma anche il prosciutto di Parma e San Daniele, spediti oltreoceano 800.000 prosciutti, a rischio le filiere. Assolutamente interessante questo paginone che ci sconcerta chiaramente. Se volete ancora di più, eccola la formula del deficit e lo sconto, i calcoli bizzarri per stabilire i prezzi, i dazi praticamente. Abbiamo visto dei calcoli molto fantasmagorici da parte dei tecnici di Trump che non hanno assoluta base, si stanno inventando le robe. Monacelli della Bocconi dice: molta propaganda e poca logica economica in questi calcoli per stabilire i dazi. Gli Stati Uniti hanno imposto un dazio del 20% su tutte le merci importate dall'Europa. Questo valore è stato diviso per il totale delle importazioni negli Stati Uniti dall'Unione Europea, vale a dire 605,8 miliardi. Il risultato è 0,39, ovvero il 39%. Questa percentuale è stata divisa per 2, è lo sconto di cui parla Trump. Si arriva così al 19,5, arrotondato poi al 20. Questo è il dazio imposto a tutte le importazioni provenienti dall'Unione Europea e quindi anche dall'Italia. La stessa formula è stata impiegata dagli USA per calcolare i dazi da imporre ad altri paesi. Non ci avete capito niente? Comprate oggi il Corriere, c'è un paginone, esattamente la pagina 12, con tutta la matematica in pochi minuti. Diventate acculturatissimi. Il 5 e 6 aprile, nella Fortezza da Basso di Firenze, si terrà il Congresso Federale della Lega. L'evento inizierà sabato alle ore 14 e domenica alle ore 9. Radio Libertà trasmetterà la diretta con collegamenti, commenti e ascolteremo le vostre opinioni. Partecipa anche tu. Seguilo con noi. Il 5 e 6 aprile, Congresso Federale della Lega. Ascoltiamo l'Italia. Realizziamo le idee. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Beh, almeno un dazio sulla musica indipendente questo non ce lo mettono, stiamo sicuri. Love Story nella versione di Mauro Ravn, grandissimo compositore, pianista eclettico che passa dalla musica lounge, house, all'horror, alle cose tradizionali come questa Love Story, film cult degli anni 70 e Oscar per la musica di Francis Lai. Signori, questi sono artisti da cercare, soprattutto se volete veramente un sottofondo musicale un po' diverso, mentre fate le pulizie a casa, mentre sistemate, in coda verso l'ufficio, e ormai con le nuove tecnologie, col telefonino, vai su YouTube, cerchi Mauro Ravn, col V doppio in questo caso, e vedi tutta la sua produzione, vai su play e quello te le fa sentire tutte. Veramente fa bene alla salute. Ascoltate me. Con il buongiorno rinnovato, 4 minuti dopo le 8 del mattino, tranquilli, c'è Sammy Varin. È la nostra rassegna stampa del mattino, che non è una rassegna stampa, ma è un luogo dove ci troviamo per cercare di capire dove ci portano i quotidiani di quest'oggi, senza esagerare con uno o l'altro argomento, sempre gli stessi che girano. Oggi veramente c'è poca varietà sui quotidiani, ma siccome il mio incipit anche oggi è stato non voglio annoiarvi, tranquilli, cambierò argomento, salterò come un grillo da un quotidiano all'altro proprio per cercare di tenervi vispi come il nostro Simone che è in regia e che è più vispo e sveglio che mai. Allora, i WhatsApp è certamente, perché il bello di questa rassegna stampa è che mi scrivete al 340 6709 659 commentando le notizie. Ad esempio, buongiorno a tutti, ve l'avevo detto che l'Unione Europea non conta un cazzo nel mondo, è solo un parcheggio dorato per rappresentanti trombati dalla politica nazionale. Beh, in alcuni casi è vero, Via dall'Unione Europea subito! Distinti saluti e sempre lui, Corrado metalmeccanico da Treviso. Caro Corrado, Beh, devo dirti che se facevamo la Padania effettivamente non avremmo avuto i dazi. Dan, da, da, dan. Adesso i secessionisti alzano subito la testa. Poi c'è un messaggio audio, sentiamolo. Signori, buongiorno, sono Quella. Albino dalla provincia di Torino, buongiorno a Buongiorno. tutti. Ma io mi pongo solamente una domanda. Quando sono state messe le sanzioni alla Russia, qualche danno economico l'hanno fatto, penso. Adesso non riesco a quantificarlo. Però andava bene, tutti quanti belli, felici, evviva, abbiamo messo le sanzioni alla Russia, festa, grande festa. Adesso i dazi, d'accordo, porteranno dei danni, non lo metto in dubbio, ma tutti quanti che si stanno buttando per terra, piangono, si avvolgono nei sudari, non ho capito questi atteggiamenti. Per le sanzioni alla Russia andava benissimo, danni economici sembrava non ne avessimo avuto. Io vorrei vedere qualcuno che è in grado di fare i 4 calcoli e riesca a dire esattamente quanto ci abbiamo rimesso da una parte e dall'altra, però ripeto, con la Russia andava benissimo, avremmo potuto andare in giro anche in mutande, andava benissimo, ma vadano a correre in bici, va. Ciao. Ma ti dico, sì, sta cosa della Russia appunto fa sempre pensare, perché gliene abbiamo dette fatte di tutti i dazi possibili alla Russia ed è ancora lì e non mi pare che i cittadini siano allo stremo. Buongiorno, ascoltate la rassegna. Grazie. Le borse non sono un indicatore economico, ma soprattutto non sono una fornace in cui si lanciano le badilate di banconote e non è stato incenerito nessun miliardo. Solita spazzatura giornalistica. La realtà l'ha detta Sammy. La Germania ha attuato un'economia export-led che per noi cafoni che grattano ferro al tornio si dice parassitismo. Non è mai stata una locomotiva e Bagnai lo diceva 15 anni fa che sarebbe finita così. Serve diplomazia. Meloni sfancula Ursula e vai a trattare. Caro Stefano, mi sa che finirà proprio così. Mamma mia, che litigi. No, perché ragazzi, se applichiamo il metodo Salvini, Tajani si incazza come una biscia. Sì.
E come facciamo dopo? Dobbiamo andare in giro tutti con l'elmetto, perché se ci prende Tajani, mamma mia. In effetti Nordio ha sbagliato, avrebbe dovuto dire che gli appartenenti di certe etnie sono dei selvaggi. Altro che indignazione. È vero, Fabio da Vercelli, ci arriviamo alla frasettina che ha detto Nordio con molto coraggio, cioè il fatto che certe etnie non rispettano le donne. Vero è che non sono solo certe etnie che non rispettano le donne, ma probabilmente c'è anche molta gente che ha imparato da certe etnie, come i figli del barcone hanno insegnato ai nostri figli a girare con in tasca il coltello, e probabilmente ci hanno insegnato anche altri modi di trattare le donne. Naturalmente aspetto sempre il vostro pensiero al 340 6709 659. Sammy Varini a volte ci scherza, ingigantisco le cose, ma ogni cazzata che dico la dico perché la leggo da qualche parte. È una rassegna stampa. Buongiorno Sammy, seguo volentieri la tua rassegna stampa, dai le notizie con quel po' di leggerezza che evita di incacchiarci troppo. Si vede, l'errore di Meloni sui dazi è accodarsi alla strega Wonderful Life. L'Unione Europea ci regala solo disgrazie da quando esiste. No, veramente si è perso tempo a fare solo quello che piace al PD, la burocrazia. Circa le notizie economiche mi fido solo di Bagnai e Borghi. Infatti oggi non vengono intercettati dai quotidiani. L'Assemblea Vaticana ha sbagliato nettamente direzione, pensa e parla in orizzontale umano, rinnegando l'unico compito della Chiesa di Cristo, elevare l'uomo verso Dio, visione verticale. E ancora, ho ricevuto la tessera della Lega proprio ieri. Uè! E un saluto a tutti quelli che l'hanno ricevuta o se la sono andati a ritirare, militanti o naturalmente simpatizzanti, come diavolo si dice, ma soprattutto con quella tessera ci sono molti che scapperanno di casa domani e andranno a Firenze al congresso della Lega. Ricordate che parte alle ore 14, quindi fate in tempo ad andare a Crema alla festa del salame, e questa non è male come cosa, però chi non può andarci è inutile che giriate in televisione, eccetera, ci saranno soltanto dei collegamenti da 30 secondi. State su Radio Libertà, condividete a parenti e amici che sul canale 252 del televisore ci sarà la diretta dalle 14 di domani fino a domenica sera, diretta video ma anche audio se il televisore non è collegato ad internet. Ancora meglio, sulla radiolina DAB, quindi fate comprare una radio DAB, costa 20 euro, in qualunque negozio di elettrodomestici, in diretta in tutta Italia il congresso della Lega. La stessa cosa certamente sui social, sulla pagina Facebook di Radio Libertà, sul canale YouTube di Radio Libertà e sul sito radiolibertà.net, che è anche un sito video, e nello stesso tempo c'è anche una potente, direi, controinformazione con i commenti alle notizie del giorno. Non scherzi affatto temendo le follie che stanno ideando per la Chiesa che abbandona Cristo pro gay, pro Maranza. Gesù Cristo ha dato altri compiti: annunciare il Vangelo a ogni creatura e battezzare, unica strada per la salvezza. Caro mio, ma Gesù Cristo è rimasto indietro, adesso ci sono gay, lesbiche, transessuali, bisogna pensare a loro. Santa polenta. Meloni, se ha sano buonsenso, tratta con Trump come ha suggerito lui sempre, lui nel senso lui Trump, a quel paese la Wonder. Come vedete i nostri ascoltatori sono belli tosti. Se anche voi ce lo avete duro in senso politico, naturalmente, a quest'ora alle 8:12 inviatemi un vostro messaggio, anche voi nuovi ascoltatori, voi che per caso vi siete sintonizzati su Radio Libertà e state già per girare perché siete comunisti. Prima di girare inviate un WhatsApp al 340 6709 659, ditemelo che siete comunisti se avete coraggio. C'è un messaggio audio, sentiamo che cosa dice. Una cosa, i dazi cosa sono? Praticamente tasse. Allora l'altro ieri hai detto proprio che gli italiani hanno il livello di tassazione più alto d'Europa, forse non dico del mondo perché non lo so.
Allora, se ci lamentiamo dei dazi che vengono applicati, delle tasse che applica Trump nei nostri confronti, non dovremmo prima lamentarci delle tasse che ci applica il governo, che ci applica lo Stato italiano per mantenere milioni di fancazzisti, vedi, forestali della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, che lavorano 6 mesi all'anno, prendono lo stipendio per un anno, quando lavorano magari danno anche fuoco a zone che interessa poi fare il pascolo o costruire. Non sarebbe quella una cosa migliore invece che rompere le palle con sti dazi? Ha messo il dito nella piaghetta o da qualche altra parte il nostro ascoltatore, sono situazioni di cui parliamo da decenni su queste frequenze e però ci fa piacere che ogni tanto le ritroviamo. La CGIL sta facendo campagna per il referendum di giugno, non ricordo per cosa, vuole distrarre il popolo, Antonia, mi ricordo io, questa vuole rendere italiani i nostri amici immigrati con più facilità, belle cose, poi vuole distruggere certamente quello che la Lega e il centrodestra stanno portando avanti, complicando la vita a ognuno di noi. Magari adesso anche noi mangeremo del prosciutto più buono, se per i prosciuttifici ne venderanno meno in America, è vero, si sa che là ci mandano il migliore, il più buono, il più profumato, il più dolce. Qui ormai sempre più balordo e salato, bella meditazione. Infatti io dico sempre, e lo dico oggi più che mai, e ne parleremo questa mattina, perché ci collegheremo alle 11:30 con Regione Piemonte, di dare una marcia in più ai prodotti italiani, di dare un po' più fiducia ai prodotti italiani, quelli buoni. Facciamo capire che ci siamo. Ecco, altrimenti io torno sul quotidiano Il Corriere. Macchine, lusso, alimentari, crescita frenata dello 0,6%, chi pagherà il conto più alto delle barriere al mercato, signori? E anche qui terrorismo a go. Le incertezze delle imprese sulla modalità di applicazione del prelievo e naturalmente tutto e il contrario di tutto a pagina 13, se volete sbizzarritevi, te l'ho detto, io sono un saltamartino, saltello di qua e di là, non voglio annoiarvi e vado a pagina 24. Un'altra polemicuzza, niente male, che però mi piace molto, facciamolo. Sì. Sindaci eletti con il 40% è il lite. La proposta del centrodestra per evitare i ballottaggi. Il PD dice è incostituzionale. Ma per favore, il centrodestra con un blitz sta tentando di limitare i ballottaggi nei comuni più grandi. Per comprendere le ragioni di questa mossa occorre riavvolgere il nastro di oltre 30 anni e tornare alla genesi di una riforma che non è mai piaciuta ai partiti di centrodestra. Ora vogliono abbassare dal 50 al 40% la soglia per eleggere un sindaco al primo turno. Con la legge del 25 marzo 93 nel mezzo di Tangentopoli, politica e istituzioni tennero un forte segnale per provare a recuperare la fiducia dei cittadini. Tra le prime storiche riforme approvate ci fu appunto l'elezione diretta dei sindaci, liberati dal giogo dei consigli comunali che fino a quel momento avevano il potere di eleggere e far cadere i primi cittadini. Uno dei punti chiave di questa svolta fu l'introduzione del ballottaggio. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti, se un candidato sindaco non avesse preso il 50% più uno dei voti, sarebbe stato necessario un secondo turno. Per il 25 e 26 maggio prossimo il Ministero dell'Interno ha deciso un cosiddetto Election Day che unirà le comunali ai referendum abrogativi e ieri in Senato, scusate lo dico a bassa voce perché c'è la Schlein seduta sulle scale, stavo silenzio! Ieri in Senato i capigruppo di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati hanno presentato un emendamento per abbassare la soglia del ballottaggio nelle città più grandi. Ha sentito? No. Questa mossa ha scatenato l'ira dell'opposizione. Chiediamo il ritiro di questo emendamento. È una grave provocazione. Siamo pronti a usare tutti gli strumenti parlamentari possibili contro tale scempio. Ha incalzato proprio lei, seduta sulle scale.
No, come non si sente? Non deve sentire la Schlein, se sente scusa, l'ha incalzato la Schlein, ha detto così, quindi siamo pronti a usare tutti gli strumenti parlamentari possibili. Per il Movimento 5 Stelle si tratta di un provvedimento addirittura incostituzionale. Anche il presidente di ANCI Manfredi chiede un ripensamento per tutelare il miglior sistema elettorale che abbiamo in Italia. Sì, è quello che fa vincere il PD al secondo turno, infatti, è proprio bello. Duro puro al commento del sindaco di Roma. Una cosa di una gravità inaudita, siamo certi che verrà dichiarata inammissibile, attacca Roberto Gualtieri. È inaudito modificare una legge elettorale così. Sì, perché sennò lui lì non c'era. Ma perché il centrodestra sta tentando questa controriforma? Storicamente, al secondo turno, i candidati sindaci del centrodestra sono stati spesso sconfitti dal centrosinistra e questa tendenza, seppur con percentuali ridotte, continua a verificarsi anche oggi che la maggioranza di governo, dopo aver stravinto le politiche anche nei sondaggi, continua a godere di un solido consenso. Nelle città però le cose vanno in maniera diversa, anche perché il centrodestra fa più fatica a mobilitare il proprio elettorato al secondo turno. La sinistra non perde occasione per smentirsi, denunciano ancora una volta un fantomatico pericolo per la democrazia su una proposta a cui loro stessi avevano votato a favore, ribatte Donzelli di Fratelli d'Italia. Nel luglio 2017, per la precisione, il PD votò sia la stessa proposta per cui ora minacciano barricate. Quindi non mettiamola giù male che eravate d'accordo. Fatto sta comunque, vero è che molte volte, in molti casi, soprattutto nelle terre dette ancora rosse, il PD vince al primo turno a mani basse, quindi direi che problemi proprio non ce ne sono. Vero è che l'affluenza è sempre più bassa e se è bassa al primo turno e ti immagini al secondo. Vero è che il popolo di centrodestra va meno volentieri al secondo turno a votare. Tutto vero. Dite la vostra. 340 6709 659. Secondo voi è il caso di farla questa riformetta su cui anche il PD ha messo la firmetta? L'intervista, siamo sul quotidiano Il Corriere, pagina 24, c'è Luca Zaia. Noi non molliamo sull'autonomia e sul no al riarmo. Lega, sono ottimista. Zaia, ci siamo consolidati, si può solo crescere. Presidente, come si presenta la Lega al congresso di Firenze? Respiro aria di ottimismo, risponde Luca Zaia, governatore del Veneto. Vico parlava di corsi e ricorsi storici. Io che sono meno autorevole di lui dico che ho visto di meglio, ma anche vissuto di peggio. Ci siamo consolidati, ora si può solo crescere. Gli ultimi sondaggi vi danno in crescita, le ultime posizioni su guerra e dintorni stanno pagando. Gli alti e bassi li hanno vissuti tutti, dice Zaia. Natura non facit saltus. Chiedete al PD, con Renzi arrivò al 42% in Veneto e a Forza Italia. Stiamo ritrovando il consenso attorno a un progetto chiaro, senza però dimenticare da dove veniamo. Chi fa politica non deve comportarsi come quell'investitore di borsa che se vede il titolo calare lo vende subito. Essere pacifisti paga? Non dobbiamo fare le scelte in base ai sondaggi, dice Zaia. Per noi il no alla guerra è un dato fondativo. Non siamo nati per sostenere i conflitti. La Lega è una forza di pace. Per noi della Lega poi parlano i 1100 anni della Repubblica Veneta che non è mai stata guerrafondaia. Ha una storia di regina della diplomazia. Lei pensa che basti di fronte a un aggressore? Dice Luca Zaia. Non c'è guerra nella storia che non sia finita con un accordo. Non si vince bombardando di più, ma sedendosi attorno a un tavolo e lavorando a una soluzione diplomatica. Anche a lei piace Trump? Io non faccio da cheerleader per nessuno. È innegabile che Trump sulla guerra si gioca la reputazione. Ha fatto tutta una campagna all'insegna della pace. Ora deve ottenerla e mi pare che offra molte più garanzie di quante ne ha date Biden. Noi europei non dobbiamo schierarci secondo simpatie o antipatie, ma prendere atto e dialogare con il presidente di turno. La Lega è contro il riarmo. Condivide? Dice Zaia, io sono un sostenitore ante litteram di questa posizione. Il dramma è che non esiste più una diplomazia europea. Pochi conoscono il ministro degli esteri europeo. Le guerre, ripeto, non si vincono con le prove muscolari. Il riarmo non può essere la strategia dell'Europa, sarebbe un salto all'indietro di decenni. Lei è contrario anche alle ritorsioni sui dazi, risponde Luca Zaia. L'Europa deve dare una risposta forte e coesa, il muro contro muro non paga mai. I dazi sono una catastrofe.
catastrofe, un terzo cigno nero dopo il Covid e la guerra in Ucraina. Bisogna trattare con gli americani per trovare una soluzione. Arrivare a un vero asse USA-UE per combattere assieme le sfide dei mercati. L'Italia può fare da ponte strategico con Washington. Da domani avremo in Veneto a Vinitaly 3.000 operatori del vino statunitensi. Sarà un primo momento importante di confronto diretto. Tasteremo il polso ai mercati. L'autonomia a cui lei tiene tanto è ancora ferma al palo. Continua a ripetere, dice Luca Zaia, che o la si fa per scelta o per necessità. Per quanto si voglia tirare il freno d'emergenza, il treno arriverà. Il federalismo è l'unica ancora di salvezza del nostro paese. Salvini ha promesso che diventerà realtà entro la fine dell'anno. Ci crede? Lo vedo prima di crederci. Il tavolo delle trattative va avanti anche se la strada è in salita. A Roma c'è l'orticaria d'autonomia, ma non si molla. Il governo corre rischi? Con l'esecutivo l'intesa è ottima e siamo convintamente a fianco di Giorgia Meloni. L'autonomia fa parte del contratto di governo, non è un optional. Sarebbe inaccettabile se non fosse approvata, così come il premierato. Gli impegni vanno rispettati. Tra Lega e Forza Italia lite continua. Il dibattito, dice Zaia, è il sale della democrazia, anche quello interno alle coalizioni. Non conosco governo di qualsiasi colore che non abbia avuto discussioni al suo interno. È fisiologico. Si parla molto del destino del Veneto. Rimarrà a guida leghista? Io non mi sono candidato nemmeno alle europee per portare fino in fondo il mandato. La Lega ha i numeri per continuare a guidare la regione. Starà al segretario federale trovare la soluzione. Il Veneto ha una tradizione di buon governo che va preservata. Anche una questione di identità che per la Lega è tutto. Così Luca Zaia quest'oggi sul quotidiano Il Corriere, che si occupa anche del decreto sicurezza. Chiedo scusa, ma questo lo troveremo su altri quotidiani. Scrive: sulla sicurezza arriva il decreto, sì della Lega, sinistra all'attacco. E naturalmente ora vediamo, wow, c'è Rizzo che manifesta a Milano contro il riarmo domani sabato. È chiaro, se non andate al congresso della Lega, se non ascoltate Radio Libertà e andate al comizio di Rizzo, cosa devo fare? Salutatemelo, glielo dite che Sammy Varin lo aspetta in rassegna stampa? Mi raccomando. Il Giornale: Trump, falsa partenza. Giovedì nero sui mercati mondiali, il giorno dopo i dazi. Wall Street brucia 2.000 miliardi. Milano meno 3,6. Meloni niente panico, non è una catastrofe. L'intervista al ministro degli esteri Tajani. Libero mercato, no escalation. Ecco 30 prodotti USA da salvare. L'Europa deve agire, non reagire. Dico no all'escalation e a guerre commerciali. L'obiettivo resta un mercato USA-UE libero e senza dazi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani parla con il Giornale: tra gli impegni a Bruxelles e il Consiglio di Forza Italia siamo con le nostre imprese. E noi siamo sul quotidiano Il Giornale con Luigi Mascheroni che scrive: non ci vediamo in piazza. Non vediamo l'ora che arrivi domani per non andare alla manifestazione romana di Giuseppe Conte contro il piano di riarmo dell'Unione Europea. Sia chiaro, se prendiamo le distanze dalla piazza non è tanto nella sostanza, lasciateci qualche dubbio sull'idea della von der Leyen di investire 800 miliardi nelle armi, quanto nella forma. Non sono soltanto i motivi di una manifestazione, ma anche chi manifesta che ti fa scegliere se andarci o no. Non è la meta, ma il compagno che conta. E comunque ci saranno Michele Santoro, un grillino inconsapevole, i peggiori, i Gianni e Pinotto di Verdi e Sinistra, Bonelli e Fratoianni, Mario Tozzi, uno di quegli esperti che credono di farsi un'autorevolezza rileggendo i propri libri, l'ex ministro Alfonso Pecoraro Scagno, che fine aveva fatto? Taschi a Terzani e Massimo Wermuller. In Italia come ti giri c'è sempre un figlio o un nipote di Tommaso Montanari in quota rosa, scherziamo. E poi a chiarire la cifra culturale dell'evento c'è la TikToker Rita De Crescenzo e per quella pop il professor Alessandro Barbero, il quale, persa la credibilità come storico, la guadagna come capocomico. Si prega di venire già mangiati.
Mancano all'appello Goffredo Bettini, che il Peace and Love lo fa in Thailandia, le sardine, Ultima Generazione, il sabato è sacro, i rettiliani, Maria Rosaria Boccia, peccato, e Ellis Line, che come centro non come sinistra, e però nell'incertezza manderà un saluto. Un'altra ghiotta occasione per ridacchiare in faccia alla tragedia della guerra. Così giù la maschera di Luigi Mascheroni oggi in prima pagina sul Giornale, con il Consiglio di Stato che dice basta moschee abusive, Monfalcone vince la sua battaglia. Nelle moschee fai da te non si potrà più pregare e nessun edificio affittato o comprato per altri scopi potrà venire trasformato in un luogo di culto. E la sentenza del Consiglio di Stato sul caso Monfalcone, signori. E voi che ci avete davanti questi uffici di culto ne state passando di tutti i colori. Pagina 2 del Giornale, vi dicevo l'intervista con Antonio Tajani, agire non reagire, no all'escalation, un mercato USA-UE libero e senza dazi. Ora Meloni teme l'effetto panico, non è la catastrofe l'idea di un decreto. A pagina 9, scenari internazionali. Donald un pazzo? Forse, ma non solo. Industria e debito, i guai da risolvere. Il ruolo del consigliere Miran e l'obiettivo per ora raggiunto di svalutare il dollaro. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale con l'intervista a Rubio, gli USA nella NATO, ma ora 5% del PIL in difesa. Un po' più in basso l'immagine che stranamente viene messa sul quotidiano Il Giornale, ma che ci deve fare a tutti quanti pensare. L'immagine di quella bimba sola nel Sahara, abbandonata nel deserto. Ecco l'ultima crudeltà dei trafficanti di uomini. Video shock. L'ONG Mediterranea, la sua sola colpa è di essere nata laggiù. Un'altra immagine cult per farci sentire tutti quanti in colpa, perché non avete visto chiaramente il film Io Capitano, un pochino in colpa dovete sentirvi, e questo è il viaggio che devono fare tutti i ragazzini e non solo loro, anche quelli piccoli che arrivano poi in Europa. Un'immensa lunga camminata nel deserto. Vergogna? Sì, vergogna, molta vergogna, perché non dovrebbero neanche partire. Bisogna trovare altre soluzioni. Ci lavoriamo? E bisogna farlo, ma col PD che invece vuole altri tipi di lavori, quelli che fa fare poi agli immigrati irregolari qui nel nostro paese. Forse è il caso magari di rivedere tutta la politica, ci mettiamo d'accordo destra e sinistra su questo fronte, non continuiamo a dare soldi a queste associazioni che insegnano a suonare la chitarra all'immigrato che poi si incazza perché suona anche bene, dice ma perché non divento famoso, voglio diventare anch'io un rapper famoso, e allora inizia a odiare l'Occidente eccetera. Creiamo le favelas, creiamo le banlieue francesi, stiamo facendo la loro stessa fine, punto di domanda. Fatto sta che un'immagine come questa, così come immagini di quello che avviene in Medio Oriente e nella striscia di Gaza, fanno male, che siate di destra, che siate di sinistra, fanno male. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Dominio dell'anticiclone sull'Italia, garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, specie al centro. Temperature attese. Le regioni centro-settentrionali potranno godere di un bel sole, eccezion fatta per il nord-ovest che vedrà qualche nuvola in più. Maggiori disturbi nuvolosi al sud, specie lungo il versante tirrenico. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma aumenterà il rischio di qualche pioggia al meridione, specie a ridosso dei rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo.
perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Eccoli qua i miei amici di Radio Libertà, buongiorno, la primavera alle porte, si sente il profumo, si comincia adesso a sentirne il profumo. Saluto la regia, saluto i giornalisti, Cainarca, saluto i lucisti, insomma, buongiorno a tutti. Allora, devo togliermi questa mattina, qualche volta succede, un paio di sassolini. Allora, un paio di sassolini ce l'ho qua adesso e togliamoci questi sassolini. L'olio Acerbis, lo conoscete, c'è chi lo acquista da 25 anni, costa 84 euro. Quest'anno è 2 anni che costa 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Volete l'analisi chimica dell'olio, ce le chiedete, ve le mandiamo. Le analisi chimico-fisiche, quelle vere, ve le mandiamo. Così le fate vedere all'esperto vicino di casa, c'è sempre un esperto che dice, e ve ne mandiamo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Un olio oggi in qualunque supermercato che vedete lì, sono lì, no? Super offerta, prendi 3 paghi 7, insomma costa intorno ai 12 euro, 11,50 euro, 12 euro. Ma se facciamo anche 11 euro, il nostro costa 14 euro, 3 euro di differenza. Tra il nostro olio Acerbis, che conoscete, è un olio che va bene, 3 euro di differenza. Voi consumate di media, una famiglia consuma 6 bottiglie in 2 mesi di olio, 2 mesi. Quindi sono 18 euro 2 mesi. E voi, perché voi siete molto attenti, e qualcuno per 18 euro di olio extravergine di oliva, che è il principe indiscusso della tavola, che fa la differenza, che insomma è un prodotto importante, ancora più del vino per certi versi in tavola, per 18 euro? Io trovo ancora quelli che mi dicono però Acerbis, io l'ho trovato a meno al supermercato a 11, allora tutti questi anni non sono serviti a niente. Vuoi l'olio Acerbis? Ti fai un'esperienza, prendi uno spaghettino del 5, del 5 chiaramente italiano, lo fai un pochettino al dente, un giro di olio Acerbis, un po' di formaggio, annusa, mangia e fai una delizia. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Io non ne ho quasi più, prenotatelo l'imbottigliamento per aprile, 030 68 40 408, oppure olioacerbis.com, perché l'olio Bu, come diceva il mio nonno, serve sempre a regalo. Vi voglio bene, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Ti piace, Ti piace? La nuova canzone di Nada, dai, quella di Amore disperato. Si chiama Una notte che arriva. È il secondo singolo del nuovo album che uscirà il 9 di maggio e il 14 di maggio Nada apre la tournée all'Auditorium della Musica di Roma. Bella, bella, bella. Una notte che arriva. L'ultima canzone di Nada ci porta alle 8:38 con il buongiorno rinnovato da Sammy Varin. Questa è Radio Libertà, che è anche una televisione su canale 252 del televisore, canale che domani alle ore 14 diffonderà l'evento clou dell'anno per la Lega, il congresso federale che si tiene a Firenze, Fortezza da Basso. Siete invitati, voi tesserati, voi che non avete la tessera o semplicemente voi che siete solo curiosi, ascoltateci in tutta Italia, canale 252 del televisore o Radio DAB o ancora il sito radiolibertà.net. La borsa di Mosca apre in deciso rialzo, più 2,4%, Asia a picco. Il Fondo Monetario Internazionale parla di rischio globale, ma certamente qualcuno si chiede, perché nella lista dei paesi colpiti manca la Russia? Tan da da da. E intanto ANSA ci mette però una notizia che tutti prevedavamo, siamo un po' tutti dei vedo, prevedo e stravedo, dobbiamo andare tutti a fare le previsioni. Trump contraddice i suoi consiglieri e apre a trattative. Lo mettono in evidenza i media americani. Vance minimizza il tonfo delle borse, brutta giornata, ma il mercato salirà. Trump apre a trattative. Appena uscita questa notizia che ci dà di ben sperare. Un po' di WhatsApp al 34067096659. Dai, vediamo cosa mi scrivono. Ai russi i prodotti italiani piacciono. Togliamo le sanzioni alla Russia e i dazi americani faranno meno male. Ciao Dario, Zaia si sta riscattando con le ultime dichiarazioni contro riarmo e guerra dalla debordazione tenuta durante la pandemia. Sei rimasto indietro, Gio, che cavolo. Siamo un po' tutti debordati durante la pandemia, che cavolo, non sapevamo niente. Certo, i complottisti alla fine un po' di ragione ce l'avevano, ancora adesso ci sono delle morti improvvise, come quel clown che andava negli ospedali a rendere felici tra virgolette i bambini colpiti da gravi malattie. Gli è venuto un colpo ed era all'ospedale Niguarda. Ma guarda un po', dice, ma sei all'ospedale, le mort all'ospedale Niguarda. E come al solito niente autopsia, non si capisce, è morto, che ci vuoi Saro? Cose strane, vero? Cose strane. Dai, WhatsApp, scrivetemi che io vi leggo. Ciao Sammy Mazzaia. Non potrebbe proporsi come candidato in regione Toscana? Ma cosa ne sa Zaia della Toscana? Oppure vietato a prescindere? Certo che sarebbe un bel colpo basso per la sinistra. Dani da Como, ora vediamo, c'è il congresso federale. L'hai detto, Semivarin, sto parlando con me stesso, sarà possibile diventare vice della Lega anche senza avere la tessera. Si vocifera di questa cosa e tutti pensano a Vannacci. Chiaro che se a Vannacci gli dai una carica così importante, a parte i mugugni che ci saranno, volevo diventare io, sono diventato militante, cosa sono? 10 anni, non so quanti anni è, io poi la prima tessera l'ho fatta nell'87, la prima tessera della Lega, ero un terrorista, veramente, cioè magari volevo farlo io, il vice di Salvini, ma guarda un po', e adesso invece ci mettono il generale Vannacci. Sì, io sarei contento, e a quel punto se gli dai un contento del genere a Vannacci, magari lo candidiamo anche proprio in Toscana. Ma in Toscana al momento c'è un'altra candidata della Lega che è una grandissima, che ha portato avanti la Lega in tutti questi decenni. Come facciamo? Bisogna sbrogliare le matasse, certamente, e noi le sbrogliamo perché siamo bravissimi a farlo. Chiaro che dovete stare con noi e ci mancherebbe altro. Se mollate lo spadone, ve ne andate e iniziate a dire, ecco, guarda, la Lega nazionale, qui e là, ragazzi, siete rimasti indietro, anche perché la parola d'ordine della Lega dopo questo congresso federale sarà autonomia, ma anche
federalismo, si tornerà a parlare di macro regioni. Tutto ciò vi ricorda qualcosa? Ricorda che la Lega non è mai cambiata, semplicemente, certo, si è annacquata perché ha dovuto allargarsi a tutta l'Italia, altrimenti saremmo stati con quelle stesse percentuali per tutta la vita. Almeno siamo andati in giostra, abbiamo provato belle emozioni, ci siamo fatti conoscere, ma soprattutto abbiamo raccontato a tutti la Lega. Certo, la politica è una giostra. Questa roba l'abbiamo capita, l'hanno capita tutti nel centrodestra, ma anche quindi si va avanti e le idee devono restare quelle. Buongiorno Sammy, il surplus commerciale italiota deriva dall'austerità, lo dice Claudio Borghi Aquilini. Arriva alle 9:30, vi do un'anteprima, non dovevo dirlo, orco che ormai l'ho detto. Alle 9:30 Claudio Borghi in diretta su Radio Libertà, intervistato dal nostro direttore Sallusti. Wow! Noi siamo in surplus perché non consumiamo, e non consumiamo perché ci siamo impoveriti grazie alla compressione salariale per rimanere competitivi. Quindi i dazi dello psico d'oltreoceano ci faranno bene perché provocheranno un aumento dell'offerta, dato che i nostri imprenditori saranno obbligati a vendere l'invenduto sul mercato interno italiota a prezzi scontati e già mettono le mani avanti. Ci sarà inflazione, i prezzi aumenteranno che teste di cazzo, eventualmente diminuiranno. È chiara, hai visto la politica che fa questo? E sarà così probabilmente, stiamo a vedere. Intanto mi state riempiendo come non mai di messaggi, grazie, siete grandi, ma io devo assolutamente correre perché sono sempre perennemente in ritardo, una cosa vergognosa e mi chiedo di chi sia la colpa, ditemelo di chi è la colpa. Pagina 13 del giornale, ve lo dicevo, la sentenza basta moschee abusive, ma poi la frase a pagina 14 del ministro della giustizia: certe etnie odiano le donne. È ovvio, ma è bufera su Nordio. Il ministro della giustizia ha detto: allarme femminicidi, alcune culture non hanno la nostra sensibilità. Sinistra, furiosa. Aver sostenuto quello che è evidente a tutti non impedisce gli attacchi dell'opposizione. La Den Braga dice un razzismo strisciante. Siete d'accordo anche voi oppure no? Con Nordio che ha detto banalmente che in Italia una parte dei femminicidi è compiuta da stranieri per via di culture che considerano la donna inferiore. Mi sembra normale. È vero o non è vero? Vero è che anche gli ultimi terribili femminicidi non sono stati compiuti tutti quanti da stranieri. Infatti lui ha detto una parte. Santa polenta. E allora vai, adesso è scontro anche su gay e donne. Slitta il sinodo dei vescovi. L'Assemblea CEI chiede un ripensamento globale e il terzo rinvio in 20 anni per colpa dei gay. Eccola qua la tragedia in ospedale. Stroncato da un malore a 26 anni, il clown amico dei bimbi ricoverati. Filippo sognava al palco, era volontario al Niguarda. Sui social girano le sue foto e bastano quelli a trasmettere qualcosa di bello. Ciao Angelo dal naso rosso, scrivono gli amici e perfetti sconosciuti colpiti dalla sua storia. Filippo Bonacchi, 26 anni, è morto sabato scorso mentre faceva clowneria tra i bambini dell'ospedale Niguarda. Lo ha stroncato un malore improvviso, tanto che non sono stati sufficienti i soccorsi immediati. Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente fino al decesso avvenuto dopo un breve ricovero. Chiaramente nessuno parla di un'autopsia o qualche cosa, niente, chiaro, tantissimo cordoglio, dolore, soprattutto appunto per chi muore mentre sta facendo qualcosa per gli altri. Nessuno si chiede se ci sia qualcosa di strano. E siamo sul giornale, ragazzi. Avanti con le notizie, avanti con i quotidiani. Dove vado? Vado su Repubblica. I dazi travolgono le borse. A pagina 6 le domande e le risposte. Le tariffe colpiscono il surplus commerciale. La formula alla base delle barriere differenziate è un grande bluff e comporta un conto salato per i consumatori
anche americani. Paginone, se avete un amico comunista, citofonategli e fregategli per mezz'oretta Repubblica, anche meno, perché giustamente ci sono tante domande e risposte. Come ha quantificato le sue percentuali Trump? In che senso si possono definire dazi reciproci? Quali sono le economie più penalizzate al mondo? Le imposte di Washington si applicano a tutti i settori? Chi paga la tassa in dogana e a quanto ammonta? Perché si teme una nuova fiammata dell'inflazione? Comprate Repubblica e lo saprete, ma saprete anche che a Bologna si va in piazza per l'Europa e Prodi parla ancora e dice non c'è più tempo. Dal messaggio all'ex premier a Bergonzoni e Endel, Manfredi per Lanci con Lepore e Funaro. Una nuova piazza per l'Europa, mentre il mondo fa i conti con i dazi di Donald Trump, e quella convocata a Bologna per domenica 6 aprile dal sindaco della città Matteo Lepore. Se la paga lui, giusto? Stop al DDL sicurezza, siamo sempre su Repubblica. Il governo lo riscrive, Lega contro il Colle. Un decreto in Consiglio dei Ministri dopo i rilievi su madri in carcere e migranti. Crippa, legge edulcorata da Mattarella, scrive Gabriella Cerami. Il governo accelera e cambia schema. Dopo 1 anno e 4 mesi di dibattito e di scontro parlamentare, la maggioranza decide di accantonare il disegno di legge sicurezza approvato nel novembre 2023 da Consiglio dei Ministri e di trasformarlo in decreto, non senza creare una nuova spaccatura dentro la maggioranza, con la Lega che parla di un nuovo testo edulcorato dal Presidente della Repubblica e su cui non è d'accordo, salvo poi correggere il tiro in via informale. Ci soddisfa pienamente, siamo su Repubblica, lo ricordo. Sul piano parlamentare, far entrare in vigore il decreto con norme che agli occhi delle opposizioni sono sbagliate e limitare la discussione ai 60 giorni sarebbe un colpo di spugna a cui il PD vuole rispondere con la piazza. Se cancelliamo il lavoro fatto tra Camera e Senato, la nostra reazione sarà durissima, annuncia il capogruppo Dem al Senato Boccia. Il nuovo provvedimento, che arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri, salvo colpi di scena dell'ultimo momento, contiene comunque alcuni correttivi emersi nelle interlocuzioni con il Quirinale, e la Lega a muso duro fino alla fine ha provato a difendere il testo all'esame del Senato. Lo dimostrano le parole che il vice segretario Andrea Crippa ha consegnato alla pressa ieri nel primo pomeriggio nei corridoi di Montecitorio, con il chiaro intento di mandare un messaggio alla maggioranza ma anche al Quirinale, quando ancora si discuteva se inserire o meno il nuovo decreto all'ordine del giorno della riunione dei ministri. Credo che debba essere la politica a fare le leggi, ha detto il numero 2 della Lega, poi se dal colle più alto ci rimandano indietro i testi ne prendiamo atto. Noi però eravamo più d'accordo con il testo originale, non con il testo edulcorato da Mattarella. Le modifiche sono state apportate sui punti sensibili. Resta il divieto per le detenute madri più piccoli di 1 anno, che invece il testo in discussione in Parlamento cancella. Viene modificato il livello di vendita delle schede SIM ai migranti che non esibiscono un titolo di soggiorno valido con la possibilità di mostrare altri documenti. Modificata anche la resistenza passiva come nuovo reato di rivolta in carcere. Inoltre dovrebbe cambiare anche la norma che riguarda la possibilità dei servizi segreti di collaborare con le università e soprattutto di avere accesso ai documenti riservati di tutti gli uffici pubblici, procedure comprese. Tra le norme contestate dalle forze di minoranza rimane il divieto di vendita della cannabis light, l'inasprimento delle pene per i manifestanti come i No Ponte sullo Stretto che protestano contro opere ritenute strategiche e il raddoppio delle tutele legali per la polizia come chiede la Lega. Aspetti al limite della costituzionalità secondo le opposizioni che oggi si ritrovano in piazza del Pantheon a Roma in contemporanea all'approvazione del decreto. È un fronte largo che comprende PD, Movimento 5 Stelle, AVS, CGIL, che hanno aderito alla protesta promossa dalla rete nazionale No al DDL Sicurezza, una protesta contro l'ennesimo blitz del governo. A proposito di ennesimo blitz, non avete letto quello sulla fine dei ballottaggi per i sindaci. Il centrodestra tenta il blitz al Senato. Emendamento prevede l'elezione diretta con il 40% dei consensi nelle città sopra i 15.000 abitanti. Uno scempio, il faro del Quirinale. Siete d'accordo?
Lo sapete, al primo turno votano in tanti ormai, e tra virgolette, tra parentesi tonde, quadre e graffe. Al secondo turno votano in pochissimi e quasi sempre vince il PD al secondo turno. Siete d'accordo oppure no? Visto la scarsissima affluenza purtroppo che abbiamo nelle urne, di fare un turno unico, e se si vince con il 40% si vince e non si va più al ballottaggio. Non è che non c'è più il ballottaggio, ma se si è sotto il 40% c'è il ballottaggio. Sopra 40, capito? Non avete capito? Sì che avete capito. Santa polenta, tra poco c'è il qui Parlamento, ma io ancora su Repubblica verso imperverso, perché ci sono i cortei delle ragazze contro i femminicidi. Non cambia mai nulla. Eccole qua, tutte che urlano, e c'hanno ragione, ragazzi, cose gravissime che stanno avvenendo. E non dire, Sammy Varin, che è colpa di una certa mentalità che hanno soprattutto gli stranieri, se no Repubblica, vedi, sulla donna certe etnie hanno sensibilità diverse. Accuse a Nordio razzista. Dal PD alle associazioni antiviolenza, tutti contro la frase del ministro. È irresponsabile. Maruotti, dell'Associazione Nazionale Magistrati, il più delle vittime causato da uomini italiani. Te capì? Eh. Vado via, corro, sono velocissimo e vado sul quotidiano La Verità, che a pagina 5 mette il Made in Italy. Calma con gli allarmismi, aliquote fino al 25% sono sopportabili. Gli imprenditori del settore agroalimentare predicano cautela. Di Vella, quella della pasta, non saranno 10 centesimi a penalizzare la pasta. Siamo ancora sul quotidiano La Verità, giro pagina. Il governo dà un'accelerata alla sicurezza. In arrivo nel Consiglio dei Ministri un decreto che assorbirà in larga parte le norme del DDL all'esame in Senato, velocizzando l'iter. Decisive le obiezioni di Mattarella. Il leghista Crippa: le leggi non le fa il Colle, ma il Carroccio fa sapere è il testo che volevamo. Salvini al congresso punta sul lavoro, pronta l'alternativa al salario minimo. Il segretario avrà anche la benedizione di Bossi, incontro riparatore a Gemonio. Alessandro Darold, quest'oggi sul quotidiano La Verità. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Il 5 e 6 aprile, nella Fortezza da Basso di Firenze, si terrà il Congresso federale della Lega. L'evento inizierà sabato alle ore 14 e domenica alle ore 9. Radio Libertà trasmetterà la diretta con collegamenti, commenti e ascolteremo le vostre opinioni. Partecipa anche tu. Seguilo con noi. Il 5 e 6 aprile, Congresso federale della Lega. Ascoltiamo l'Italia. Realizziamo le idee. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Un italiano vero l'hai tagliata, vergognati, vergognati, forse perché non siamo proprio italiani veri. Saltano fuori i leghisti secessionisti, lo so, eh. Si scherza, è il massimo del kitsch, certamente, l'italiano, storica canzone di Toto Cutugno, ma è uscita la nuova versione e lo sapete chi erano ste due che cantavano? Naiche Rivelli e Ornella Muti, figlia e madre, che hanno rilanciato questo pezzo per le nuove generazioni in varie versioni discotecare. Cercatele su YouTube, l'italiano di Naiche con la K Rivelli e Ornella Muti. Iconico brano rilanciato in diversi remix per abbracciare anche le nuove generazioni, ma soprattutto in un momento del genere, dazi mica dazi, è il caso di tifare per i nostri territori, nord, centro, sud, divisi in 3 macro regioni. Guarda, sta facendo la lezioncina Sammy Varin, in vista del congresso della Lega, e certo qualcuno sentirà parlare ancora di queste cose sabato e domenica in diretta su Radio Libertà, sabato a partire dalle ore 14. Rassegna stampa con Sammy Varin, non mollo signori, perché proprio in vista del congresso vi devo leggere almeno cosa si scrive sui quotidiani riguardo il nostro congresso. La Verità, Salvini al congresso punta sul lavoro, pronta l'alternativa al salario minimo. Alessandro Darold. Negli ultimi anni intorno alla Lega si è fatto un gran parlare di possibili sfidanti alla segreteria di Matteo Salvini, incarico che il vice premier mantiene ormai dal 2013. Sui quotidiani c'è chi indicava nei governatori Luca Zaia e Massimiliano Fedriga i potenziali competitor alla leadership salviniana. In realtà, ancora una volta, l'unico candidato sarà proprio Salvini, che sabato 5 e domenica 6 aprile alla Fortezza da Basso di Firenze terrà il congresso federale della Lega, appuntamento chiave per il partito. D'altra parte, il congresso potrebbe allungare il mandato del capitano fino al 2029, arrivando così a 16 anni di segreteria. Il record di Umberto Bossi è di 23 anni, dal 1989 al 2102 ha scritto addirittura, mamma mia, 2102 è lontano però, Bossi è un allungamento di vita. Proprio con il Senatur Salvini ha avuto lunedì un incontro chiarificatore a Germonio, nella casa del fondatore, anche per sedare il mal di pancia dei nostalgici della Padania. Al congresso della Lega di Firenze sarò felice di portare il saluto di Umberto Bossi, che sono andato a trovare lunedì a Germonio insieme a Roberto Calderoli, spiegava ieri Salvini, che punta molto sulla 2 giorni in Fiorentina anche per rilanciare il partito che sta già guadagnando nei sondaggi, Ipsos dalla Lega al 9%, quindi più 0,9%. Sabato e domenica saranno sottoposti all'approvazione almeno 17 atti di indirizzo, documenti programmatici che delineeranno le priorità politiche del movimento. Sul fronte del lavoro, il partito propone un meccanismo alternativo al salario minimo, puntando sul sistema di incremento automatico della retribuzione per garantire stipendi adeguati e in questo modo contrastare la concorrenza sleale. Non va dimenticato che al congresso è stato invitato il sindacato UGL. Grande rilievo sarà dato alla politica energetica, con un forte sostegno al nucleare. Il documento è intitolato Il ruolo strategico del nucleare per l'indipendenza energetica dell'Italia ribadisce la necessità di una sovranità energetica. In tema di giustizia sarà presentata una riforma per rendere il sistema giudiziario più efficiente, con l'obiettivo dichiarato di garantire maggiore libertà ai cittadini. Un punto destinato a far discutere è un documento su identità e Islam, che con il titolo Difesa dei nostri valori e della nostra identità contro l'islamizzazione dell'Italia e dell'Europa pone l'accento sul ruolo delle donne nella cultura occidentale e sulla necessità di preservare le radici culturali del paese. Infine, sul fronte di sicurezza e immigrazione si confermano le tradizionali battaglie del partito. Se da un lato Salvini rafforza la propria leadership, dall'altro dentro la Lega si esclude la possibilità di nuove nomine in questa fase, nonostante le indiscrezioni su un possibile ingresso nel direttivo del generale Vannacci. Sarà nominato con tutta probabilità dal prossimo Consiglio federale, modificando lo statuto. Complimenti a Salvini, ma soprattutto ai media che negli ultimi anni lo hanno dato per morto, commentava ieri il deputato Vigor Iezzi. Dello stesso tono le parole del vice segretario Andrea Crippa, che ha ironizzato sulle indiscrezioni relative a tensioni interne al partito,
Oltre alla leadership di Salvini, il congresso porterà al rinnovo parziale del Consiglio federale. Per i 22 posti elettivi sono state presentate 36 candidature. Tra i candidati figurano l'ex senatore Simone Pillon, noto per le sue battaglie su famiglia e diritti civili, ma anche Fabrizio Cecchetti, Luca Toccalini, Silvia Sardone e Mara Bizzotto. Al congresso partecipano 725 delegati, sono previsti anche ospiti istituzionali e stranieri, sebbene i nomi non siano ancora stati ufficializzati. Congresso della Lega in diretta su Radio Libertà proprio domani a partire dalle ore 14. Siamo su Libero, no a dazi e controdazzi, l'apertura all'interno. Bonelli e Fratoianni lanciano il boicottaggio dell'America. Elli, dazi? Colpa di Giorgia. I leader di AWS scoprono il sovranismo. Acquistiamo italiano ed europeo. E se Conte rimpiange la via della sete cinese, Schlein accusa l'esecutivo. Dice Conte, l'accordo sulla via della seta avrebbe garantito un canale. Dice la Schlein, Meloni per non urtare Donald fa arrivare l'Italia impreparata. Dice Bonelli, invitiamo tutti a scegliere di acquistare prodotti italiani. Ma bravo, eh? E glielo dici tu a Fratoianni della Tesla? Renzi l'ha già venduta. Storia difficile, via Lollobrigida Urso, cognati e camerati. Via tutti praticamente. Giro pagina. Ecco come la Casa Bianca ha calcolato le barriere UE. Il tabellone mostrato al Giardino delle Rose. L'amministrazione ha fatto il rapporto tra entrate e uscite delle bilance commerciali in deficit, poi ha diviso per due. Maurizio Stefanini, tutto da leggere oggi sul quotidiano Libero, che parla anche con le imprese. L'impatto dei dazi da noi sarà pesante, serve un aiuto ora. Pucci, responsabile strategico di Salami SPA, che esporta all'estero il 90% dei prodotti, dice parleremo con i clienti USA. L'impatto, se non si fa qualcosa, sarà pesante. È presto per dire cosa accadrà. Esco ora da una riunione per analizzare il problema. Certo, i dazi al 20% significano nell'immediato un aumento dei costi dei prodotti, con il rischio di provocare una sfiducia nel consumatore. Dall'altra parte, allarmismi inutili, la ripresa arriverà, l'Unione Europea ci fa più male. Chiaromonte, dell'omonima azienda vinicola con affari in tutto il mondo, sono peggio i regolamenti di Bruxelles. Nicola Chiaromonte, figlio di una grande tradizione vitivinicola familiare, gestisce ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, Tenute Chiaromonte, con oltre 60 ettari di vigneti, uliveti secolari, tutti coltivati secondo metodi biologici e insomma, chiaramente c'è paura, ma sappiamo che chi compra questi prodotti continuerà a comprarli. Giro pagina sempre su Libera, perché c'è chi brinda per i dazi. No global, indiani e Putin, opportunisti, decrescitisti e matti. Fanno festa ai nemici del liberismo e dell'Occidente, ma anche a quei paesi meno colpiti rispetto ai loro concorrenti. Modi gode per i guai di Pechino. Moda. Auto, il primo boomerang delle tariffe. Stop di Stellantis, lavoratori USA fermi. Il gruppo stoppa alcune fabbriche. Volkswagen alza i prezzi. Ancora sul quotidiano Libero. A proposito della sfida di Trump, c'è l'intervista con Massimo Garavaglia. L'Italia tratti da sola e l'Europa elimini le barriere interne. Il leghista, presidente della Commissione Finanze del Senato, scatenando una guerra commerciale ci rimettiamo. La partita è appena iniziata, rivedere la globalizzazione in chiave locale è un'opportunità. Domanda canonica, scrive Pietro De Leo. È ora la risposta canonica. A che ora, come Unione Europea, dobbiamo pensare a una risposta comune? Al telefono con Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanze del Senato, esponente della Lega. Libero prova a mettere insieme le tessere dopo la botta di Trump sui dazi di mercoledì sera. Però, aggiunge Garavaglia, scendendo un po' in profondità, dobbiamo dire anche una cosa un po' politicamente scorretta. Qualcuno pensa forse che Francia e Germania non stiano nel frattempo trattando con gli Stati Uniti senza dirlo? Ecco, direi che dobbiamo farlo anche noi. Trattiamo, ma senza far sapere nulla.
Avete capito? Quanto è alto secondo lei il rischio di una guerra commerciale? Chiede Libero a Garavaglia. Dobbiamo ricostruire come nasce questa situazione. Nasce da lontano, da un euro debole che ha avuto un effetto deprimente sugli Stati Uniti. È un dato oggettivo. Da Washington potevano arrivare due risposte, o i dazi o una svalutazione del dollaro. Fortunatamente hanno scelto i dazi, l'altra opzione sarebbe stata molto molto peggiore per noi. Però, senatore, il 20% è una percentuale molto alta. A quanto pare poi Trump ha fornito in quella tabella mostrata alle telecamere delle cifre non vere sui dazi europei verso gli Stati Uniti per avvalorare la sua scelta. Ha parlato del 39%, ma non è così. Quindi ora ci prepariamo a uno squilibrio, ma in senso opposto? Dice Garavaglia. Dobbiamo vedere quale sarà l'effetto finale. Non è detto che resti tutto così. Abbiamo visto più volte che si parte in un modo e si finisce in un modo del tutto differente. Vedremo che accadrà e quale sarà l'impatto delle esportazioni. Ciò detto, facciamo una considerazione più generale. Noi esportiamo molto negli Stati Uniti e quindi rischiamo di avere un problema. Dunque mi viene da dire che è inutile litigare con il cliente, piuttosto troviamo con lui un accordo. Come ai mercati egiziani. Vai dentro nel negozio, chiedi quanto costa, ti spara una cifra pazzesca, fai finta di andare via e lui ti rincorre e dice oh no, va bene, ma te compro metà. E qui torniamo alla casella iniziale, trattare, esatto, anche perché abbiamo visto in alcune simulazioni che lo schema dazi contro dazi avrebbe effetti molto negativi. Quindi attenzione, va bene qualche misura specifica e mirata, ma a scatenare una guerra saremmo noi a perderci di più. Quindi la partita non è chiusa, scrive Libero, siamo su Libero, giusto? Sì, sta intervistando Garavaglia. Quindi la partita non è chiusa, è una partita appena iniziata. Fa parte di un cambio di scenario geopolitica impressionante, a velocità impressionante. In quale direzione? Passiamo dal globalismo al glocalismo, che non disconosce la globalizzazione, ma guarda prima a casa propria. Si passa dalla grande finanza a quella più legata alla produzione interna. Il ridisegno della globalizzazione in chiave local, secondo lei, potrebbe rappresentare un rischio per la solidità dell'asse transatlantico? Risponde Massimo Garavaglia: no, anzi io la vedo come un'opportunità. Se lasciamo perdere la contingenza e sposiamo una visione più lunga, dobbiamo ricordarci che quando c'era stata la crisi, la grande crisi prima del Covid, uno dei temi era ricostruire pezzi di catene del valore che con la globalizzazione avevamo distribuito in mezzo mondo, trovandoci in difficoltà. Alla fine questa accelerazione in un'ottica di medio termine può essere un'opportunità in cui ciascuno può ricostruire pezzi della propria catena del valore. Ritornando a un vero mercato unico in Europa sarebbe una grande opportunità. Togliamo tutte le barriere interne che abbiamo e possiamo recuperare. Trump ha accompagnato il percorso verso i dazi con un linguaggio piuttosto colorito e ostile verso l'Europa. In questa iniziativa c'è anche una portata ideologica, dice così Libero, e risponde il nostro leghista, quello storico che si chiama Garavaglia. Trump ha dichiarato queste cose in campagna elettorale, ha vinto, in particolare in alcuni stati dove c'era necessità di recuperare la produzione, e sta semplicemente portando avanti quanto annunciato nel suo programma. Poi le modalità possono piacere o meno, ma ciò che piace o non piace a noi in Italia, dall'altra parte dell'oceano, è completamente irrilevante. Con la mossa di Trump sui dazi rischiamo anche qui da noi un'altra ondata inflazionistica? Risponde Garavaglia: l'inflazione c'è in due modi, o quando è importata o quando c'è una grande crescita. Non vedo né una cosa né l'altra. Volessimo costruire una risposta intelligente all'azione americana, questa dovrebbe a mio avviso essere una politica di tassi bassi, perché tiene l'euro più basso e compensa l'effetto dei dazi. Così il quotidiano Libero, che con Andrea Muzzolon ricorda il sondaggio: il 47% comprerà ancora i nostri prodotti. Nonostante i dazi, gli americani non vogliono rinunciare ai marchi del Made in Italy. Te capì? Domani il corteo a Roma, Lampi va in piazza con il Movimento 5 Stelle, Conte venga anche Schlein. Oggi il nuovo decreto sicurezza, via libera del Carroccio, ci saranno le tutele alle forze dell'ordine. Canta al bar Bella Ciao
preso a testate. È successo in un bar di Alessandria, aggredito da un pugno e una testata perché cantava Bella Ciao. È accaduto alcune sere fa a Roberto Giordanelli, fotografo alessandrino molto noto in città. Erano le 7 di sera, ero al bar che leggevo il giornale, c'erano dei bambini che ascoltavano sul telefono varie canzoni, tra cui Bella Ciao. A un certo punto hanno spento il telefono e io ho continuato a cantare Bella Ciao, quando dietro alle mie spalle è arrivato un energumeno che mi ha dato un pugno sulla nuca e quando mi sono girato mi ha dato una testata violenta nell'occhio. Poi ha continuato a minacciarmi, qualificandosi come fascista e dandomi del comunista di merda, ha raccontato lo stesso Giordanelli ai media locali. Mi sono poi allontanato più stupito che dolorante, ho sporto denuncia e sono andato al pronto soccorso dove mi hanno dato 10 giorni di prognosi, ha aggiunto il fotografo invalido da alcuni anni e che si muove con l'ausilio di un deambulatore. Che cavolo! In difesa di Giordanelli è intervenuta anche la titolare del bar che si trova in centro città e altri avventori. Cantavo per allegria Bella Ciao, è una canzone che viene cantata in tutto il mondo, non ho paura, sono sempre stato antifascista e continuerò ad esserlo. Naturalmente immediata la solidarietà del sindaco PD di Alessandria e di tutti noi, ma ci mancherebbe altro. Ecco la Lega che uscirà dal congresso. Siamo a pagina 13 e perdonatemi se mi dilungo con la rassegna stampa, ma chiaramente domani comincia il congresso, almeno sapere chi parla bene o male di noi. Pagina 13, Libero. Contrasto all'Islam radicale. Sicurezza. Nucleare pulito. Giustizia e salari più alti, le sfide per rilanciare il Carroccio. Dal congresso di Firenze, scrive Fabio Rubini, domani e dopodomani non uscirà una nuova Lega, ma una Lega diversa, in grado di tenere assieme le tematiche storiche del suo elettorato con quelle legate a un mondo che cambia sempre più velocemente e che chiede anche ai partiti di adeguarsi. Questo almeno è l'auspicio di Matteo Salvini, la cui posizione di segretario è più che salda, e non solo perché è l'unico ad avere presentato la candidatura per la segreteria federale. La parte succosa della 2 giorni leghista saranno gli atti di indirizzo che sono stati presentati e sottoscritti da un numero minimo di delegati. Il numero complessivo non c'è ancora, ma si sa che saranno più di 17. Tra questi ce ne sono alcuni, almeno 5, che segneranno le politiche future del Carroccio e che riguardano il rapporto con l'Islam, la sicurezza, il lavoro, l'energia, la giustizia. Tutte tematiche che, dato il contesto geopolitico mondiale, dovranno essere prese in seria considerazione dai governi europei e mondiali. Particolare attenzione verrà posta sul mondo del lavoro, con particolare riguardo ai salari. L'atto di indirizzo che se ne occupa mira a dare mandato a Salvini per presentare un'alternativa credibile e concreta alla proposta di salario minimo portata avanti a parole dalla sinistra. Politicamente il ragionamento è semplice. Schlein e compagnia cantante ne parlano quando sono all'opposizione, ma non fanno nulla quando vanno al governo e potrebbero intervenire. Tecnicamente si tratta di studiare un incremento automatico della redistribuzione per un salario adeguato, si legge nel documento, e anche di prevedere un meccanismo che aiuti la lotta alla concorrenza sleale. Sul tema sarà interessante anche la posizione dell'UGL invitata al congresso. La parola chiave sul piano energetico è sempre quella: nucleare pulito. Il titolo del documento che verrà discusso è piuttosto chiaro: il ruolo strategico del nucleare per l'indipendenza energetica italiana. Su questo in particolare la Lega si sta muovendo da tempo. La settimana successiva al congresso, per esempio, si terrà in Regione Lombardia, al Pirellone, 14 aprile, un importante convegno dal titolo Il nucleare sostenibile, l'Italia riparte, che vedrà tra i tanti relatori anche Flavio Cattaneo, Claudio Descalzi, con le conclusioni che saranno proprio del vice premier Matteo Salvini. Sulla giustizia verrà discusso e votato un atto di indirizzo che porta la firma e la visione di Giulia Bongiorno, l'avvocato e senatore della Lega, che ha fatto assolvere Matteo Salvini al processo palermitano per sequestro di persona ai danni dei migranti. Nel documento si parla di una riforma della giustizia per un'Italia più libera e nella visione degli estensori vuole essere una sorta di incentivo per rendere più efficace l'attività dei tribunali.
Infine, questo atto di indirizzo mina anche a velocizzare la riforma della giustizia nelle mani del ministro Nordio, una riforma che la Lega più volte ha ammesso di apprezzare, ma questo ragionamento di Salvini bisogna fare in fretta a farla passare alle Camere. Per la sicurezza vengono annunciati aggiornamenti rispetto ai cavalli di battaglia della Lega e nella discussione congressuale finiranno anche i ragionamenti attorno al DDL sicurezza che ha creato più di una frizione tra governo e Quirinale. Un altro piatto forte della 2 giorni toscana sarà il rapporto con l'Islam. I ragionamenti congressuali verteranno soprattutto sulla proposta della difesa dei nostri valori e della nostra identità contro l'islamizzazione dell'Italia e dell'Europa, con particolare riferimento al ruolo di sottomissione che le donne hanno in quella religione e in quella cultura. Anche di questi temi Salvini ha parlato l'altro ieri con Umberto Bossi, il fondatore che l'attuale segretario è andato a trovare col ministro Calderoli. Sarò felice di portare al Congresso di Firenze i saluti di Umberto Bossi, ha spiegato in una nota Salvini. L'incontro con lui è stata l'occasione per abbracciare colui che grazie al quale ho iniziato a fare politica e che ha dato speranza a tutti noi, ma soprattutto per aggiornarlo su alcune battaglie storiche della Lega come l'autonomia e l'immigrazione, su cui i risultati stanno finalmente arrivando. Sempre sul quotidiano Libero, pagina 13, emendamento al DL elezioni in Senato, la mossa antiballottaggio scatena i Dem. Per il centrodestra basta il 40% al primo turno. La sinistra ora dice no, ma era d'accordo un po' di anni fa. Non bastava al decreto sicurezza far andare di traverso la giornata parlamentare al centro-sinistra, c'è anche l'argomento elezioni in discussione al Senato, creare parecchi mal di pancia all'opposizione, decisa a dire no al blitz della maggioranza che punta a eleggere sindaco dei comuni sopra i 15.000 abitanti, che ha raggiunto il 40% dei consensi, direttamente al primo turno. In sostanza il ballottaggio non serve più. Per il centrodestra si tratta di una mossa di buon senso, per il centrosinistra pronto a fare le barricate è invece un modo per aggirare le regole e forzare la mano. Che ne pensate voi? 340 6709 659. Leggerò i vostri WhatsApp questa mattina quando tornerò in onda tra le 11 e mezzogiorno, ma adesso restate lì, cari ascoltatori, perché tra poco arriva l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti, che avrà un ospite, Claudio Borghi Aquilini. Avete ascoltato la rassegna stampa.